su almeno, perché di dietro non si sente niente. Saliamo su, così sentiamo e così. Venite più avanti, andate lì. Non possiamo salire su dove ci sono i microfoni. Ma comunque sia, siamo persone educate e non faremo nessun danno. Ci mettiamo lì, sentiamo tutti. E allora che problema c'è a salire? Ma perché non venite avanti? Molte persone lì. Venite avanti. Scusate, se mi fate parlare, stavo dicendo la cosa che mi interessava di più. Ma venite avanti, andate lì. Che vengano avanti. Avvicinatevi, andate in quel corridoio. Spostatevi più. Venite da quella parte. Falli venire da questa parte. Falli venire. Qual è il problema di altro? Ma ci stiamo ancora meno qua. Perché? Perché il megafono modifica la voce, non si capisce niente. Per cortesia, un po' di silenzio. Stavo dicendo semplicemente questo, che il prossimo Senato accademico studieremo le forme di lotta necessarie per portare avanti la mobilitazione e tenere alta l'attenzione e la pressione sul Ministro. Questo è quello che io mi impegno a promettere. Le altre cose, francamente, che io mi rimetta dalla CRUI o meno, francamente non serve a granché. Anzi, vi posso dire che per l'impegno dei nuovi rettori, perché siamo stati tanti che sono arrivati, tantissime posizioni della CRUI sono cambiate. Se invece io ho letto i documenti, per esempio l'ultimo documento che ha fatto la rete di ricercatori, dove c'è scritto che sicuramente ci sono tante cose che non vanno, e lo sappiamo tutti, però c'è anche qualcosa che va, per esempio i 15.000 posti di ricercatori che sono stati messi in campo, e questa è stata una richiesta della CRUI. Sono 1.500 per 6 anni, quindi fanno 9.000. Almeno l'Olimpiade sarà migliore di questo microfono comprato dai cinesi. Cioè, scusa. È pericoloso. Finito. Saliamo! Non ci stiamo. Ci sono due livelli di protesta. Uno è la protesta, l'altro l'attività di casa. Ho capito, però se la protesta viene fatta, allora dobbiamo ricondurre all'aula con tutti in aula, silenzio, come se niente fosse, e va bene così. Non è possibile che almeno il Senato accademico prolunghi ancora fino a che la discussione alla Camera non è chiusa, perché noi non possiamo fare diversamente. Se alla Camera il segnale che diamo è che torniamo in aula e chi se ne frega, e ci rimangiamo tutto quello che abbiamo ottenuto finora. E abbiamo tenuto ben poco. Bisogna tenere la pressione che ci sono docenti e presidi. Almeno questo. Almeno questo. Perché lei deve prendere un calcio in culo a queste persone. Queste sono robe che fece in passo a lei, agli studenti, agli altri presidi che non hanno fatto lezione, che hanno Non hanno seguito le direttive del Senato, se ne sono fregate, hanno continuato a fare lezione. Allora, scusate. Allora, io so perfettamente che è successo che
le elezioni. Anche la mia facoltà è così. Questo è successo perché in realtà avevano già iniziato le elezioni. Allora, io vi posso dire soltanto, per cortesia, vi posso dire soltanto questo. Io sono intervenuto e il nuovo preside della facoltà di economia, ha chiesto di sospendere le elezioni e ha chiesto comunque che per quel periodo in cui c'è stato un po' di elezioni, un po' no, che venisse tutto recuperato a partire dall'11. Questo è quello che è successo. Però l'11 non faccia andare in aula, per favore, prendi posizione rispetto a questo, almeno fino a quando conclude la discussione, ma se durerà 2 giorni, già Come? Dai, per favore, Giovanni.